Questo però mi raccomando. No. Non metterlo. Abbiamo appena finito di registrare la terza puntata, la prima di questo 2025. Alessio ospite, abbiamo parlato di tante cose, più o meno serie. Abbiamo messo un paio di nomi che non si può dire, però ci siamo divertiti un sacco. Guardate la puntata perché ci sono medaglie in bagno, quindi Mi raccomando. Ciao a tutti, bentornati a B-Side, un nuovo anno, una nuova estate. L'anno scorso vi abbiamo presentato questo progetto che insomma era una novità del panorama, almeno per noi. Abbiamo avuto appunto, come avete potuto vedere, due puntate, la prima con Marco Cernaz in cui abbiamo parlato di comunicazione, poi siamo passati invece a parlare di pallavolo. Avevamo avuto come ospite Agnese Cecconello e insomma abbiamo fatto due belle chiacchierate. Oggi la terza, diciamo, in assoluto, la prima di questa estate 2025. Vi presento subito l'ospite, Alessio Biondi. Ciao a tutti. Che ci omaggia insomma della presenza qui da amico, visto il nostro rapporto tra virgolette fuori dal mondo pallavolistico, e che avversario in campo. Da avversario in campo durante questa stagione in più e più episodi, ovviamente a livelli diversi perché le abbiamo sempre beccate contro di lui anno dopo anno, e faremo una chiacchierata così tra amici, perché B-Side di fatto è scoprire un po', parlare un po' con chi è ospite, ma ovviamente una chiacchierata tra amici e scoprire i personaggi al di fuori di quello che magari è il proprio ruolo, che sia giocatore, allenatore, insomma. Quindi sarà una chiacchierata di non so neanche quanti minuti, perché dipende ovviamente da come va, andiamo a braccio perché è bello un po' improvvisare nelle cose. E tu ovviamente adesso il Friuli Venezia Giulia ti conosce come allenatore, ma ovviamente tu inizi come giocatore, non nel Friuli Venezia Giulia, si sente insomma dall'accento, anche se un po' l'ha perso. Non si sente più. Insomma, quali sono stati i tuoi primi passi in questo mondo? Ma io fa sorridere la cosa perché ho iniziato a giocare a pallavolo per costrizione di mia madre, perché io da ragazzino, no, di 5-6 anni, insieme ai miei pari, la prima cosa che volevo fare è andare a giocare a calcio. E quella santa donna, ormai posso dire, di mia madre, ha detto benissimo, qualsiasi sport tranne il calcio. E quindi allora alla fine io, che non sapevo cosa scegliere, mi ha preso e mi ha sbattuto in una palestra di pallavolo e in una piscina, dove quindi ho cominciato a fare nuoto, e uno dei sport penso in cui riesco peggio in assoluto, e poi sono finito a fare, a quei tempi si chiamava ancora mini volley, il mini volley con la Lube a Macerata. In un vivaio tra l'altro prestigioso per quel periodo, perché comunque era il vivaio di una Serie 1. Sì, comunque già anche in quegli anni lì la Lube era molto affermata, e per me non ti dico che emozione era ogni volta da ragazzino andare al palazzetto a vedere le partite della Serie A. All'inizio cominciavo anche magari con il servizio campo, e quindi stavi lì vicino alle panchine, stavi lì vicino ai giocatori. Mi ricordo anche quando hanno vinto uno scudetto, praticamente siamo entrati nello spogliatoio loro a fare festa con loro, e poi quando magari diventavo ancora un pochettino più grande, che quindi mi allenavo anch'io al palazzetto principale, capitava spessissimo di incrociarli, non so, in sala pesi. Loro finivano i pesi e noi iniziavamo, allora magari facevi due battute, scambiavi due parole con qualcuno, o ahimè nelle infermerie dove ogni tanto finivo beccavo anche qualcuno di loro lì a chiacchierare. Sì, era bello. Diciamo che è stato però il primo contatto con la Serie A, perché di fatto di Serie A ne parleremo più volte per fortuna, ne parleremo più volte in questa chiacchierata. E sempre nelle Marche comunque hai iniziato anche il tuo percorso da allenatore, che ormai è diventata la tua professione principale, diciamo, per il momento, e che ti sta portando, ma lo vedremo senza spoilerare, un po' abbastanza in alto, ecco, mettiamolo così. Io anche lì, questa è stata una cosa molto fortuita, nel senso che mi sono
trasferito a Urbino per l'università per studiare scienze motorie, e a quei tempi ancora giocavo, e quindi stavo cercando una società lì a Urbino maschile che mi permettesse di allenarmi durante la settimana, perché ho trovato un accordo con una società uscito dal giovanile delle Luve, no? Una società lì a Macerata, che gli andava bene che io facessi l'allenamento pre-gara il venerdì e il sabato giocavo, però dovevo trovare assolutamente una squadra dove allenarmi, e quindi cercando un po' in giro lì sono finito nella palestra dove si stavano allenando le giovanili della Chateau d'Ax Urbino, che anche lì era una società che aveva una Serie A e un settore giovanile. Io entro, chiedo all'allenatore informazioni su squadra maschile, non mi ha saputo dire un granché, mi dà un numero di telefono, poi prendo, vado per uscire dalla porta, mentre varco l'uscio, da lontano sento: ehi, aspetta, se ti va, dacci una mano ogni tanto qua in palestra, così senza impegno. E io alla fine ho cominciato così a allenare, ero uno studente che poi doveva allenarsi, e quando avevo dei buchi dalle lezioni andavo in palestra ad allenare, ma come assistente, come braccio, e devo dire che questa cosa qui mi ha talmente catturato, mi ha talmente stregato, che mi è piaciuta tantissimo. E l'anno successivo ho chiesto alla società di prendermi come allenatore. Adesso comincerò a prendere i brevetti, i cartellini da allenatore, e voglio cominciare ad allenare. Quindi il mio percorso è iniziato così, per puro caso. Se magari io uscivo da quella porta e non lo sentivo che mi chiamava, non stavamo qui a parlare io e te, vedi un po' il destino. Era uno dei bivi, dai, mettiamola. Sì, uno dei... Il primo bivio probabilmente della tua carriera. È vero, quello è stato, ancora me lo ricordo e non lo dimenticherò mai quel momento. E io ho cominciato così, quindi con zero esperienza da allenatore, perché poi in famiglia da me nessuno sapeva niente di pallavolo e nessuno aveva mai toccato una palla da pallavolo. Però mi piaceva, vedevo che l'ambiente faceva per me, e soprattutto avevo una voglia matta di imparare, che è la cosa che ancora mi porto dietro dopo 15 anni che faccio questo lavoro. E quindi andavo in palestra e chiedevo a tutti gli allenatori: quando posso venire, ti posso venire a dare una mano, posso vedere, posso assistere. E così anche è stato per la Serie A. Mi ricordo che quando sono entrato nel palazzetto della Serie A ci ho messo 4 allenamenti per chiedere il permesso di raccogliere i palloni. Cioè ero lì per 4 allenamenti, sono rimasto lì in silenzio, ero un ragazzino, avevo 19-20 anni e mi vergognavo tantissimo, e quindi al quarto allenamento trovo il coraggio di chiedere: posso raccogliervi i palloni? E quindi ho cominciato così, raccoglievo i palloni. E poi a un certo punto mi ricordo, a un allenamento si fa male una giocatrice che si deve fermare, lo staff si guarda intorno e fa: bisogna che ci vuole qualcuno che giochi. C'era il preparatore che poteva giocare ma non c'aveva voglia, mi guarda e fa: ma tu giochi? Sì, dai. E allora alla fine mi hanno buttato dentro, e quindi il percorso è diventato duplice, cioè allenavo le giovanili e quando potevo andavo a fare da sparring, da assistente anche con la Serie A di Urbino. Quindi di fatto è stato il tuo primo momento in cui sei stato sparring? Sì. Perché ce ne sarà un altro, ma ci arriviamo a breve. È stato il primo contatto con la Serie A, per comunque un ragazzo di 19-20 anni come dicevi tu, ma tra questi due passaggi c'è stato secondo me anche un punto importante di svolta, ovvero prima allenavi a caso, sei arrivato a caso nel mondo degli allenatori, e poi hai iniziato a farlo come professione lavoro, sì, che ti ha portato al nord, lontano da casa, sì, a provare a muovere i tuoi primi passi con Torri, se non sbaglio, giusto? Giusto. In cui hai fatto 4 anni? 5 anni? Non ho studiato granché 4 anni a Urbino. 4 anni Urbino, 5 Torri, che lì sono state però le tue prime magari esperienze di medio-alto livello. Sì. Lì sì. Com'è andata? Una finale nazionale? 2 finali nazionali? Lì quello è stato il mio vero banco di prova, nel senso che sono poi stato catapultato in questa società che
è una società che stava già prendendo piede, stava crescendo, si vedeva che comunque aveva una struttura importante dietro, stava iniziando a investire molto nel giovanile, negli allenatori, e io ero rimasto molto affascinato da questa realtà, tant'è che quando mi hanno chiamato ero contentissimo e non ci ho pensato tantissimo a prendere, fare le valigie, lasciare tutto quello che avevo giù nelle Marche e andare su al nord. E lì ho cominciato a farlo da professionista, perché era il mio impiego full time, 7 giorni su 7 in palestra con 3-4 gruppi da seguire. Nel frattempo portavo avanti gli studi della laurea magistrale in scienze motorie che facevo da non frequentante, e sono stati e qui dividiamo l'esperienza in due, cioè sono stati anni estremamente formativi, perché mi hanno formato non solo dal punto di vista professionale, ma anche tantissimo dal punto di vista mentale, di resilienza, perché sono stati anni tosti, dove comunque costantemente sono stato messo alla prova, è stata messa alla prova la mia capacità di resilienza, diciamo. Senza ferie, perché Sì. di pause in un campionato poche. Sì, esatto. Soprattutto a quei livelli, perché comunque mettici il campionato, il torneo invernale, il torneo di Pasqua. No, non c'era mai il momento di pausa, però io ero felice così, cioè, più stavo in palestra e più ero contento. No, era da iniziare a gestire quelle che erano anche delle pressioni, comunque delle pressioni di risultati, delle pressioni di crescita delle atlete, di far funzionare tutta quella struttura lì in un certo modo. E all'inizio l'impatto è stato tosto, ma devo dire che poi lì è il punto dove ho veramente fatto uno switch, dove veramente sono cresciuto tantissimo, tanto. Probabilmente in quello hai anche avuto modo di entrare in contatto con probabilmente la realtà più forte al mondo, senza andare così, cercando di rimanere un po' super partes, però oggettivamente in questo momento di competitor ce ne sono poche. Nel tuo curriculum comunque c'era anche un ruolo da sparring partner con Santarelli e Limoco. Sì, non in maniera ufficiale, Okay. quando poi in realtà mi sono trasferito qua a Pordenone a Chionse. Io finché ero a Torri ho fatto anche un pochettino da sparring, davo una mano quando potevo con la Serie A2 del Montecchio, Okay. che era una società legata a noi, e colpa mia che non te l'ho detto se sei preparato. Perché dopo sembra che io non mi prepari, ma invece l'informazione non è arrivata. Sì, tante volte nemmeno se non ci ripenso nemmeno io me le ricordo tutti i giri che ho fatto, e quindi ho continuato, no, a cercare di stare anche in ambienti di alto livello, perché il giovanile sì era la mia vita, però anche l'alto livello è stato sempre un ambiente che mi ha affascinato tantissimo, ed ero molto curioso, avevo tanta voglia di vedere, di imparare anche come si gestiscono lì le cose. E parlavamo appunto di gestire le cose, probabilmente in questo momento forse è l'esperienza più lunga sicuramente, e forse quella che ti ha invogliato, ti ha portato così in vetrina, se possiamo usare questo termine, che poi sembra un po' brutto, No, un po' però esagerato, dai. diciamo comunque quello che ti ha dato, ti ha messo ovviamente tante medaglie al collo, perché di titoli, adesso io non so il numero esatto, magari lo dirà lui, però No, non lo so nemmeno, cioè, l'esperienza, ovviamente parliamo dei 6 anni che hai fatto, Sì. che hai fatto a Chions, è stata probabilmente una di quelle più formative fino adesso, perché poi, ripetiamo, non spoileremo niente per quello che può arrivare dopo, però è chiaro che avere la possibilità di entrare magari con un under 13, un under 16, in cui l'abbiamo beccato al primo anno suo qui da Giusto. Versari e l'abbiamo presa di santa ragione, nonostante avesse un under 16 credo, Sì, under 16. quell'anno, ma era una roba illegale per la categoria, però anche lì, siccome noi parliamo spesso di percorso, sei entrato con un gruppo magari di under 13, under 16 mi dicevi, e poi sei finito dopo un tot anni con una B2, diversi anni di B2, diversi titoli sia con l'under 16 che l'under 18 e finali nazionali a volontà. Cosa ti porti dietro da tutto questo? Perché immagino di ricordi e di esperienze ce ne hai tante.
Potremmo star qui le ore 5 ore. Se li vado a sviscerare tutti, no? Allora, l'arrivo qua a Kions in realtà è accaduto perché sentivo di aver chiuso un ciclo dopo 5 anni appunto a Torri, e io il Kions l'avevo conosciuto e mi ero fatto conoscere ai tornei che si fanno durante i periodi di festività, e quindi era già un paio di anni che incontravo il Kions a questi tornei, e tant'è che poi alla fine, quando in società stavano cercando degli allenatori, un allenatore in più professionista, è arrivata la chiamata, e devo dire che quando sono poi venuto qua a vedere la società, a conoscere le persone e vedere tutto come funzionava, mi è piaciuta tantissimo, e non a caso sono rimasto qui 6 anni, e quindi È diventata una seconda casa. sì, un altro pezzo di cuore lo sto lasciando qua, e ho cominciato appunto con questo gruppo di under 13, under 16 nell'annata che poi in realtà è stata interrotta dal Covid. Infatti Sì. per fortuna non abbiamo fatto il ritorno, perché sennò sarebbe stata altra musica sicuramente. No, però E poi ho ripreso la stagione successiva, che furono le annate dispari, e quindi avevo tenuto più o meno lo stesso gruppo, che era diventato under 17 e under 14, e un gruppo con cui sono comunque tuttora molto legato, e che, che mi hanno fatto veramente sputare Ti ha fatto penare, il fegato, vero? Sì. tantissimo ricordo, però era veramente un bel gruppo, e nonostante spesso mi dovevo incazzare o mi facevano incazzare, devo dire che ho tantissimi bei ricordi, non solo di quel gruppo lì, però questo per ora è il primo, no, che È quello che ti rimane di più, perché di solito ti leghi ovviamente alle esperienze quelle più belle, non per forza magari al gruppo più forte, ma ovviamente ci sono esperienze in cui ovviamente ogni persona è diversa e si lega a situazioni, contesti che magari si agganciano. E ti dicevo delle finali nazionali perché immagino Sì. di aneddoti ce ne sono veramente tante, ma ovviamente l'essere sempre presente con le tue squadre alle finali nazionali credo sia un motivo anche di orgoglio, perché ovviamente c'è il lavoro tuo sicuramente, delle squadre, ma c'è tutta una società che segue dietro, con tutto lo staff, il vice allenatori, preparatori atletici, che insomma magari di solito sono così un po' tralasciati in questo aspetto, però mi insegni tu che... Hai fatto benissimo a nominarli, tant'è che io ogni anno ci tenevo tantissimo a ringraziare e a dare i giusti meriti anche a tutti i componenti dello staff, che siano il secondo, il terzo, gli assistenti, il preparatore, il fisio, la dirigenza. Indubbiamente il fatto di essere riusciti ogni anno a vincere il titolo regionale, aver partecipato alle finali nazionali, ottenendo anche degli ottimi piazzamenti, il merito va condiviso con tutte quante queste persone, e quindi io sono estremamente grato a tutti quanti loro, e come ho più volte l'ho detto, e non mi vergogno a continuare a dirlo, e con loro sicuramente anche loro mi mancheranno da quando inizierò tra qualche settimana a fare le valigie. il trasloco, sì. che è la parte probabilmente più pesante di tutta questa... Sì. Aneddoti, mi hai chiesto di aneddoti finali nazionali, ma allora adesso a distanza di anni ci rido su, e mi fa anche sorridere. Quando l'ho vissuta lì sul momento, l'emozione che nasceva non era tanto il divertimento, ma mi ricordo la prima finale nazionale con l'Under 18 3 anni fa a Vibo Valencia, e noi praticamente per spostarci laggiù avevamo trovato degli accordi con una compagnia di autobus laggiù, che doveva dare una corriera solamente a noi, e doveva essere a nostra disposizione per tutti quanti gli spostamenti in qualsiasi orario dovevamo giocare le partite, no? Che poteva cambiare di giorno in giorno. E mi ricordo che ci sono stati un sacco di problemi, ma le 2 volte più simpatiche sono state: la prima volta che di mattina non ci è venuto a prendere, noi dovevamo andare a giocare una partita importantissima, forse era
erano tipo i quarti di finale, non vorrei dire, e lui non si presenta. Allora a un certo punto dico: come facciamo, come andiamo? Mi ricordavo che c'era Limoco che aveva il pullman di proprietà loro parcheggiato un villaggio più su. Allora ho detto, ho guardato che loro non giocavano, ho detto no, facciamo, e ci siamo fatti prestare il pullman dell'Imoco. Siamo arrivati a giocare questa partita qui dove scendiamo, la gente ci guarda e scendiamo noi dal pullman dell'Imoco che tutti avranno pensato hanno sbagliato squadra da portare qua. No, invece no, ahimè non eravamo Limoco. E quella volta lì, o quando sempre la stessa compagnia di autobus dopo i quarti di finale ci abbandona nuovamente e ci ha lasciato praticamente fuori dalla palestra sotto la pioggia, dove era una palestra dove non c'era nemmeno la tettoia per ripararsi. Quindi siamo stati, dopo aver giocato una partita lunghissima, sfiniti perché venendo dal barrage, ne avevamo già fatte altre 5-6 prima, e siamo stati un'ora e mezza senza pranzare sotto la pioggia, e dove poi dopo da lì a 3-4 ore dopo dovevamo giocare un'altra partita contro Lombardia 1, che era una passeggiata di salute tra l'altro. Lombardia un'altra passeggiata, e non ti dico, aver vinto quella partita lì in quelle condizioni lì è stata qualcosa di... Mezza medaglia lì probabilmente. Sì, perché non avrei mai pensato che... Cioè Lombardia 1 non veniva dal barrage, era comunque... Più fresca immagino. Più fresca, una gran bella squadra. Noi avevamo avuto questi piccoli, chiamiamoli contrattempi, e dopo aver vinto quella partita mi ricordo che le ragazze piangevano, ma io ho detto: ma perché piangete? Non siete contente? No, siamo stanchi, vogliamo andare a letto. E vabbè. Diciamo che tanti aneddoti, ovviamente, perché più avventure si fanno anche, come dico sempre, quando si va in vacanza non si racconta di quanto sei stato bene in spiaggia, ma magari ti sei perso la valigia, e allora quando parli con i genitori racconti della valigia che è arrivato il giorno dopo, non di quanto ti sei rilassato magari in una spiaggia pazzesca. Ti viene sempre l'aneddoto che è la parte divertente. Penso che anche le sventure in questo caso qua comunque te le ricordi anche a distanza di 3 anni, magari i risultati sì. Quelli passano, diciamo. A quanti anni siamo adesso? Dai 18 ai... non lo diciamo l'età. O Mrs. Tanto non ci indovina mai nessuno. Perfetto. 34 si può dire, ma non ci indovina 34 mai nessuno. E quasi 15 anni di esperienza che ti portano, adesso possiamo dirlo, finalmente ad avvicinarci alla Serie A. Ma prima della Serie A c'è un altro piccolo passetto, neanche tanto piccolo, che è un po' un sogno per tutti, che abbiamo qua davanti, perché ovviamente ci ha omaggiato della presenza, insomma, di 2 reliquie per noi normali, mettiamola così, che ovviamente è la maglia che avevi al torneo. Allora, Ueza, no? al Ueza, sì, con l'Under 21, con la nazionale Under 21, che è stata la prima esperienza in azzurro per me. E mi ricordo ancora il giorno in cui Marco Biancarelli mi ha chiamato per chiedermi se volevo entrare nello staff e a fare intanto questa esperienza qui, che poi si è rivelata essere un banco di prova per me, quel Ueza. E mi ricordo che quando ho messo giù il telefono saltavo per casa e urlavo come un ragazzino, ritornato indietro di almeno 20 anni, ti giuro. Però hai detto bene, la parola giusta è sogno, cioè questo era un sogno che avevo da quando quel giorno a Urbino ho cominciato. Quella famosa aspetta. Sì, da quando ho detto ok, e allora da lì dentro la mia testa è scattato qualcosa, ho detto io un giorno spero di avere la fortuna, l'onore e la bravura di mettere quella maglietta lì, e per me questa è stata veramente un'esperienza indimenticabile e la realizzazione di un sogno. Prima con l'Under 21, dove abbiamo partecipato a questo torneo WEVZA, che era per le qualificazioni ai campionati europei, che abbiamo vinto, e poi successivamente, visto che a quanto pare avevo superato il banco di prova, avevo superato l'esame, e mi hanno inserito nella nazionale Under 18, che era l'annata che allenavo io normalmente, e quindi ho partecipato ai campionati europei con l'Under 18, che abbiamo sfiorato per un soffio la finale, e ancora mi ricordo quel maledetto tie break perso con la Bulgaria, dove eravamo avanti 14-11, ma
ahimè lo sport insegna che su 14-11 è probabile anche che si perda, perché succede veramente a volte, però visto che ce l'abbiamo qua ed è un onore per noi vederla così dal vivo, una medaglia di bronzo che comunque per te vuol dire tanto, lo immagino. stesso valore, cioè sembra stupido dire, ma per me ha lo stesso valore l'oro, anche perché poi ti dico la verità, partecipare come Italia a queste competizioni internazionali è molto difficile, cioè io ero lì solamente da un annetto e mezzo e già comunque percepivo, no, la pressione che c'è intorno a questa maglietta, dove comunque l'Italia è sempre chiamata a vincere o avvicinarsi, no, almeno a giocarsi le finali, e tutti quanti sanno che giocano, no, col coltello tra i denti senza nulla da perdere contro di te. E vedendo come abbiamo perdere una semifinale in quel modo lì, dove praticamente ce l'avevi lì in pugno, io mi aspettavo il giorno dopo non mi aspettavo di rivedere giocare la squadra in quella maniera là, cioè abbiamo ritrovato una compattezza, una determinazione che temevo che delle ragazze così giovani non potessero riuscire a trovare in così poco tempo, proprio anche a fronte di quelle pressioni, no, che vivi, no, quando hai quella maglietta lì. Aver vinto la finale del terzo o quarto posto contro la Polonia è stata bellissimo, cioè mettere al collo quella medaglia lì, dico, per me è stato come avere l'oro. Sì, beh, anche perché insomma non è una cosa da poco, anche se bronzo è comunque una medaglia europea che insomma la piramide è sempre stretta, no? Ovviamente per arrivare al vertice ci vuole tantissime abilità, un po' anche fortuna, perché devi essere probabilmente al pulso giusto, nel momento giusto. Quella ovunque. E parlavi di pressione, però adesso finalmente lo possiamo dire perché è diventato ufficiale, quindi questo video non sappiamo poi quando verrà montato, però questo ormai è già una notizia ufficiale. Prossimo anno non ti vedremo più da avversario / amico sul campo, ma perché è arrivata la chiamata da Novara, e quindi la domanda è, ovviamente hai parlato di pressione, Novara ci avrà chiaramente una pressione di un certo tipo, il tuo ruolo comunque è quello di assistente allenatore, però sei assistente allenatore di Bernardi, quindi non proprio uno a caso. Qual è il tuo primo pensiero quando insomma si è concretizzata, come è nata un po' questo percorso, questa opzione, perché comunque immagino appena c'è stata l'occasione per te, insomma c'è stata un'occasione che bisogna prendere, perché sono quei treni che poi passano 1 o 2 volte ma non di più. E soprattutto quello che mi interessa sapere è ovviamente anche sapere di confrontarsi ogni giorno, e penso già adesso con Bernardi non sia una cosa da poco. No, anche penso che siano emozioni tanto diverse rispetto a quando ho ricevuto la chiamata da Mencarelli, ma ci si avvicina tantissimo. Io poi ti dico la verità, era già da un annetto che dopo tanti anni, o comunque dopo un po' di anni di giovanile, vedendo comunque ogni tanto bazzicando in Serie A, poi come dicevamo prima, quando potevo andavo anche da Santarelli a Conegliano a dargli una mano come braccio, come sparring, ma in maniera non ufficiale, ma così per dare una mano quando c'era bisogno. E mi ricordo anche il primo anno che sono andato là, era l'anno in cui c'era ancora la Silla, l'Egonu, la Folia, eccetera. Squadra umile, insomma, quell'anno. Sì, e mi ricordo che in quell'anno lì avevano spessissimo delle giocatrici infortunate, acciaccate, quindi spesso venivo in campo con loro e rischiavo di prenderle. Ma c'erano delle volte che se non spingevi, se non stavi attento, se non andavi a 2000, veramente prendevi. E mi ricordo anche quella volta che sono arrivato tardi a Muro sulle Gonu e mi è passata completamente sopra. No. Mi ha fatto sentire piccolo. Vabbè. Sì. E tornando invece al discorso di Novara, dico, vedendo un po' negli anni passati, no, questi ambienti Serie A, mi stava stuzzicando tantissimo l'idea di prima di tutto provare seniores, vedere dopo tanti anni di giovanile, vedere un po' com'è il mondo delle grandi, no? E lì, che ti devo dire, si è
presentata un'opportunità che non potevano non cogliere, no? E ci è voluto un po' di tempo perché inizialmente mi hanno tenuto anche un attimino in bilico, dovevano aspettare, vedere, sistemare delle cose, io ero lì con l'ansia ogni giorno che aspettavo di vedere se questa cosa si concretizzava oppure no, e poi alla fine si è concretizzata e per me è un'occasione d'oro di fare un'esperienza in una delle migliori realtà di A1 d'Italia, che ha vinto tantissimo, che ha vinto tanto in Italia in passato, anche in Europa, e stare con uno staff sicuramente di primo livello e con un allenatore che, cioè, Mister Secolo, e che io vedi uno che ha vinto tantissimo da giocatore, anche da allenatore, e con cui poi quando ho avuto modo di parlarci un po', di confrontarmi, ha fatto un'impressione super. Mi è sembrato uno che si vede che è determinato, che ne sa, è determinato, ma soprattutto quello che mi è piaciuto è che mi ha dato subito l'idea di essere uno che ha voglia di delegare, responsabilizzare, ricevere input, feedback da tutto quanto lo staff, e quindi questa è una cosa che a me motiva tantissimo. Cioè io vado là prima di tutto con l'idea di essere una spugna e imparare, continuare a imparare tutto quello che posso, e poi parallelamente mettere a disposizione quello che ho imparato in questi anni, quello che può servire per la squadra. Ma partire lì come assistente allenatore per me è un giusto compromesso per iniziare a vedere un certo tipo di ambiente e iniziare a introdurmi, speriamo, un po' alla volta anche in questo mondo qua. Dopodiché tra un po' di anni scoprirò e capirò se sono più fatto per il giovanile o se sono fatto per la Serie S. Anche perché insomma è anche giusto provare varie, come hai detto tu, varie esperienze. Hai fatto tanti anni di giovanile, adesso hai una grande sfida perché davanti il peso che ti porti dietro ovviamente è alto, anche se hai un ruolo appunto da assistente allenatore, ma comunque immagino che comunque in un club d'alto livello comunque anche dall'ultima persona dello staff comunque si aspettino la massima professionalità, anche perché insomma a livello economico è un circo che comunque sì. corre, quindi ovviamente è tutto improntato alla massima resa. Per oggi ci sarà la Champions, che quindi è un altro capitolo che magari per te immagino insomma che sia uno dei sogni che uno possa avere da bambino, che però per te vuol dire un impegno presto, perché oggi siamo ai primi di luglio, ma tempo un mese scarso e si comincia, quindi mentre le altre persone magari sono in ferie, tu sarai in Novara, e cominciamo. Avrai un percorso però lungo, perché è iniziato ad agosto, e quindi vuol dire che ci sono 2 mesi abbondanti di preparazione. Di preparazione. Cosa ti aspetti da questi primi mesi? Ovviamente nella prima parte avrete magari anche alcune ragazze che sono impegnate con le varie nazionali, quindi significa che anche lì avrai da tenermi allenato, da tenerti allenato. Sì, anche io. Sì, ma ti dico la verità, in questo momento sarà che ancora forse non sono entrato a pieno, ancora non ho messo sulla maglietta di Novara, però la pressione la sento il giusto, perché in questo momento qui la cosa che ho davanti a me è la voglia di continuare a imparare. Quello che mi ha sempre mandato avanti in tutti questi 15 anni è la consapevolezza che tanto non sei mai arrivato, c'è sempre qualcuno di più bravo da cui imparare, c'è sempre un'esperienza nuova da fare, e quindi io vado là veramente con l'idea di assorbire tutto quello che posso, e questo sarà veramente il mio primo obiettivo. E credo che se uno la vive così, la vive anche, non dico più serenamente, perché sicuramente appena entrerò in palestra si può dire mi cagherò sotto, in caso taglielo, però sicuramente la vivrò in una maniera più costruttiva e più serena possibile. Adesso facendo ovviamente il mio augurio perché l'esperienza sia più felice e soddisfacente ovviamente per te. Grazie. Ovviamente però adesso quello che
interessa insomma anche sapere, ovviamente tu hai fatto tanti anni di giovanile, adesso ti approcci a un concetto di seniores, e quello che ti da allenatore, qui entriamo magari più sul tecnico, un po' il percorso ovviamente di come impostare un giovane, su cosa lavorare, perché adesso ovviamente la riforma dello sport incide, i vivai ovviamente devono fare delle scelte. Quali sono magari le scelte che secondo te possono essere vincenti su un settore giovanile, basso, medio, alto livello, e su cosa lavorare? Perché ovviamente la materia è bella ampia e tu da allenatore che ha fatto tutti i passaggi del giovanile, insomma hai visto tanta pallavolo, immagino che ci siano dei punti che magari secondo te sono fondamentali nella costruzione di un atleta, perché appunto come dicevamo hai fatto solo negli ultimi anni under 13, 16, 18 Serie B, e quindi ne hai viste tante. Ho fatto anche un anno di mini volley. Anche in un anno di mini volley. E secondo te ci sono dei punti su cui passare obbligatoriamente per costruire un atleta che si approccia, poi si possa approcciare ovviamente all'alto livello? Ovviamente è una domanda abbastanza grande. Abbastanza. Però se secondo te ci sono dei punti su cui è fondamentale che ogni vivaio lavori, perché chiaramente la necessità di creare atlete è costante. Sì. Ma mi viene a dire uno dei punti più importanti per qualsiasi tipo di vivaio, soprattutto per le società medie, piccole, come le vogliamo chiamare, sono quelli innanzitutto di creare tantissimo entusiasmo attorno alla propria società, al proprio ambiente, perché senza passare da un'ottima base di reclutamento giovanile poi è difficile, no? Riuscire a formare le atlete del futuro. Quindi la prima cosa da fare è cercare di mettere la miglior gente possibile alla base della società, o comunque gente che riesca a trasmettere questa passione, questa voglia di innamorarsi di questo sport alla base. Dopodiché cose importanti, se parliamo di atleti appunto, no? in età promozionale, e quindi S3, Under 12, sicuramente tutto quello che riguarda la costruzione delle abilità motorie, lo sviluppo delle capacità motorie di base deve essere prioritario rispetto anche a tanti insegnamenti tecnici o tattici della pallavolo. Magari sono più prerogativa delle annate successive, annate più grandi, no? Under 16, Under 18, e quindi io su queste fasce d'età così piccole mi concentrerei tantissimo su questo, e poi mano a mano parallelamente, no? Porterei avanti un discorso anche di insegnamento della tecnica della pallavolo, ma che sia il più ampio possibile e che sia soprattutto non specializzato nei primi anni delle categorie giovanili, quindi under 13, under 14, comunque, no? Consiglierei di non specializzare atlete e togliergli la possibilità di fare tutti i fondamentali, da un lato proprio per quel discorso che dicevo prima di entusiasmo e di voglia di fare, perché magari non so, togliendo l'attacco a qualcuna o togliendo il palleggio a qualcun'altra o la ricezione a un'altra, magari non è detto che quello che vede l'allenatore in quel momento lì sia A, quello che vuole l'atleta, e B, soprattutto non sai mai se quell'atleta lì a 13 anni diventerà come tu te la sei immaginata, o magari svilupperà una fisicità che non ti aspettavi, una motricità e delle capacità tecniche o atletiche che non ti aspettavi. Quindi più tu tieni questa base ampia, più possibile, e tu meno precludi strade a queste atlete. Cioè, assolutamente, ovviamente poi questo diciamo che secondo me condivido appieno, perché chiaramente secondo me si vede in questo momento, soprattutto più si abbassa il livello, si vede tanto il rendere settoriale, tra virgolette, le atlete, perché poi cambiano società e si trovano magari in un altro ruolo, non dico da ripartire da capo, però diventa difficile poi correggere man mano che cresce. E qui ne abbiamo un'altra medaglia, la seconda, quella diciamolo meno importante, ma tutte le esperienze, come mi insegni tu, sono fondamentali, che è una medaglia di un titolo
regionale. Invece la domanda che ti faccio adesso è: ok, tutta la parte iniziale, ma una volta arrivata a un livello diciamo buono, cosa trasmetti tu o cosa insegni per far quello step finale che porta magari da secondo o terzo posto a vincere e portare a casa, perché la differenza probabilmente è sottile, ma neanche tanto, perché per arrivarci l'ultimo gradino di solito è sempre quello più complesso. Io credo che per riuscire, che poi vincere un titolo o perdere un titolo non è mai il perfetto riassunto di quello che è il tuo percorso con una squadra di un anno, no? E tu la partita secca la puoi vincere, la puoi perdere per tantissimi fattori, e quindi non è detto che se tu hai lavorato benissimo e hai fatto tutte le cose perfette vinci, come anche magari potrebbe vincere chi non ha lavorato in maniera perfetta, no? Però quello che si vede è un po' nel corso degli anni l'impronta che tu riesci a lasciare in una società, in più atlete. Mi viene da dire poi che un aspetto, secondo me, allenando categorie giovanili e soprattutto allenando ragazze, un aspetto determinante e fondamentale è anche la capacità di riuscire a entrare un po' nell'anima delle atlete, questo lavoro qui, questo ruolo qui, credo, o perlomeno io ritengo che ti permetta e ti costringa a sviluppare una capacità di empatia, una capacità di relazionarti con le ragazze che ahimè non sono esseri semplici come noi uomini, sono molto più complesse, e questo fa sì che tu non puoi essere un essere semplice se poi devi conquistare la loro stima, la loro fiducia, perché poi anche tante volte capire cosa dire, quando dirlo, quando non dirlo, perché tante volte bisogna anche saper avere rispetto di alcuni momenti, quindi c'è il momento del feedback positivo, c'è il momento del feedback negativo, c'è il momento del silenzio, c'è il momento della cazziata, ci sono tantissimi momenti dove si ingoiano rospi, tantissimi, e ti devo dire che anche la capacità di ingoiare tanti rospi nei momenti decisivi, anche quella è molto proficua, ti posso dire, e soprattutto entrare, come dicevo, nella testa e nell'anima delle atlete e delle ragazze, perché ovviamente se tu non insegni a giocare a pallavolo, quindi tu non insegni bene la tecnica in primis, se non sei preparato e non prepari le tue atlete tatticamente, sicuramente a pallavolo non ci giochi, e quindi a chiacchiere non batti gli avversari, non c'è ombra di dubbio. Però poi per fare quello scattino ulteriore, per riuscire a aumentare un po' la possibilità di vincere quella partita secca e decisiva in più, è anche la capacità che hai di portare le ragazze dalla tua parte e farle anche svoltare di testa. Io una cosa che mi sono sempre prefissato, un obiettivo mi sono dato tutti gli anni da allenatore con tutti i gruppi e con tutte le ragazze, era anche quello di far fare uno switch, era quello di far uscire tutte le atlete un po' dalla loro zona di comfort, che è tipica anche dell'età, soprattutto negli ultimi anni che ho allenato under 16, under 18, non è facile far scattare qualcosa in testa alle atlete, ma sempre, io ritengo sempre nel pieno rispetto di come una persona, di come una ragazza è, perché non potrai mai pensare di stravolgere una ragazza, non potrai mai chiedergli di essere una certo tipo di persona, un certo tipo di atleta che non lo è mai, però un qualcosina in più, per la sua crescita e per il bene della squadra. Io questo l'ho sempre chiesto, ed forse è questa una delle parti più difficili del mio lavoro, no? Riuscire nel corso dei mesi a capire su dove intervenire, quanto ti puoi spingere con quell'atleta, anche per fargli scattare qualcosa in testa in più. Hai detto una marea di cose, secondo me, fondamentali nella gestione ovviamente di un gruppo, che può essere giovane, adolescenziale o più grande, perché anche le prime squadre di fatto
funzionano così, ovviamente con dinamiche leggermente diverse. Non so esattamente a quanti minuti siamo, ma secondo me è stata una chiacchierata comunque secondo me molto interessante, e andiamo verso la chiusura. Ovviamente abbiamo parlato del tuo percorso nelle giovanili, ti approcci ovviamente alla Serie A tra poco, perché dipende adesso quando uscirà questo video, in base a quello quante settimane mancheranno all'inizio di agosto. E ovviamente la domanda di rito che faccio un po' a tutti è come lo vedi l'Alessio Biondi del futuro, perché adesso stai per diventare grande come allenatore, e cosa c'è nel tuo futuro? Adesso hai iniziato anche a insegnare nelle scuole, e come lo vedi il futuro? Perché se hai una visione, chiaramente. Alessio Biondi del futuro ha sicuramente tanto del passato, perché come dicevo innanzitutto quella voglia di continuare a imparare e di mettersi in gioco, credo che me la trascinerò avanti fino a che farò questo lavoro, fino a che non morirò. Sicuramente questa è una cosa che mi porterò sempre dietro, e come anche quell'entusiasmo, quella cosa di rimanere stupito, felice ogni volta che c'è un passettino, che riesco a fare un passettino in più, che arriva una soddisfazione, una gratificazione in più. E dal punto di vista professionale non ne ho idea. Sicuramente quella delle scuole rappresenta una felice parentesi, che però appunto credo, non so se sarà una parentesi. Adesso sicuramente entrando nell'ambiente della Serie A non ci sarà modo e tempo di Sicuramente no, no. Lì veramente poco di tempo. Però voglio completamente farmi assorbire totalmente da questo nuovo lavoro, e scoprire, come ti dicevo prima, se sono veramente portato per fare al massimo le mie capacità il giovanile, per fare seniores, e devo adesso sperimentare. E sarà un esperimento, tra l'altro, fighissimo, perché chiaramente il test ce l'hai con una delle squadre più forti d'Italia, e quindi che se la giocherà lì per le prime posizioni, quindi anche lì, visto che hai citato prima, speriamo ovviamente senza chiamarla niente. Ovviamente grazie per essere stato nostro ospite in questa, appunto dicevo, terza puntata di questo cammino, e prima di quest'estate. Tra l'altro l'abbiamo intercettato tra i 1000 camp, perché eri col camp dell'Imoco, poi il trasloco, quindi è stato un piacere così averlo qui a Rocco, a casa nostra, tra virgolette, nella nostra palestra. È stato un piacere, è stato un onore anzi vedere da qua vicino quello che sei riuscito a conquistare, quindi a portarlo qui da noi. Ovviamente ti faccio l'in bocca al lupo per questa nuova avventura, che sia la più felice e più professionalmente appagante, perché ovviamente il tuo ruolo lo prevede, perché non sei quello di giocatore che magari giochi e basta. Lo staff c'ha, ovviamente, come ben sappiamo, delle prerogative, e quindi grazie per questa chiacchierata. Viva il lupo, e no, grazie a te, ho fatto estremamente con piacere, perché non solo avevo dei favori da restituirti, chiudiamo la parentesi, avevo dei favori da restituirti, ma perché comunque vi ritengo e ti ritengo una persona estremamente valida, e ti ho sempre detto che tutta questa cosa qui, se buttata in un contesto di alto livello, saresti il numero. Chissà, magari faremo una collaborazione con Novara, magari adesso ce la studiamo. Va bene, siamo in chiusura, grazie per aver seguito questa chiacchierata, che non sappiamo di quanti minuti, perché non abbiamo attivato il timer, quindi non sappiamo bene a quanto sta durando. Un saluto da parte mia, un saluto anche da Alessio. Ci vediamo alla prossima puntata. Fra poco scoprirete anche altre novità in merito, ovviamente, al mondo dell'Olimpia, ma non solo. Ciao a tutti. Ciao.